un'anguilla. Oddio, Un barambigual. dai, un barambigua, sì. E ieri la mamma che ha detto barambigual, Ella mi ha guardato come per dire ma cosa vuol dire? E faccio sai che non me lo ricordo più, che cos'è già il barambigual? Non saprei tradurtene aspetta, penso un'anguilla, un anguillotto. Perché le anguille si muovono tutte così. Sì. Penso che voglia dire anguilla, però non ci giurerei, Perché non me lo ricordo più. Si mangia lui stesso, pensa te. Ha preso le specche e l'ha messo in bocca. C'è un barambigual. Sì. Penso che sia efficiente con le anguille, perché stavo dicendo tarantola, no, tarantola non dice tarantola. Casteferum con una tarantula, no? Barambigua, domani se mi ricordo me lo faccio dire, perché tante volte so che il significato va bene per questa cosa, ma non si tradurre esattamente. Cos'è il barambigual? Si bacia pure. È che facevo vedere il suo riflesso nello specchio. Lui si diverte, però vedi, quando riuscirà a stare un po' più su che sta con le ginocchia, quindi dopo sta con le ginocchia, quando si sposta si muove con le ginocchia, poi si mette seduto, poi che è più autonomo, dopo sta lì che non riesce a entrare. Si guarda qua, Maurizio, si viene da di qua, si vede che lui si guarda allora. Visto, ho messo in pieno schermo, uno spettacolo. Ma non fare troppo lungo il video.